Ergastolo, la conferma arriva anche in secondo grado di giudizio per Abdel Fattah Gennati, il 42enne marocchino che la notte del 24 novembre del 2020 ha ucciso a coltellate la moglie Aisha nel loro appartamento di Cadoneghe mentre in casa c'erano i 3 figli. Nessuna attenuante è stata riconosciuta, nemmeno quella della semi-infermità mentale che avrebbe portato ad una riduzione della pena. La Corte d'Assise d'Appello ha confermato la sentenza di primo grado per l'uxoricida Ergastolo. Gennati ha patteggiato anche per l'accusa di maltrattamenti ed è stato condannato a 2 anni e 2 mesi di reclusione. Il 42enne operaio marocchino aveva massacrato la moglie a coltellate mentre la giovane donna era a letto con la figlia più piccola. Era ossessionato dalla gelosia, le impediva di uscire da sola con le amiche, la spiava e la maltrattava davanti ai figli. Aisha aveva denunciato la situazione ai carabinieri ma aveva deciso di tornare a casa con il marito fino alla notte in cui è stata brutalmente assassinata. Gennati ha perso la patria potestà ed è stato anche condannato ad un maxi risarcimento ai familiari della moglie.